bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, per chi in Lui confiderà, la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, per chi in Lui confiderà, la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso Re, rimarrai nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò. Benvenuto a tutti, a coloro che sono presenti e anche a coloro che ci seguono. Scusate per l'interruzione, abbiamo avuto un problema tecnico, ma possiamo condividere insieme questo prezioso tempo nell'abbraccio di Dio. Questo è il tema di questa mattina. Essere nell'abbraccio di Dio, il potere di un abbraccio, perché l'abbraccio ha un grande potere, in una teologia dell'abbraccio. Cosa voleva fare Dio? Quale messaggio lanciare all'umanità con il suo abbraccio? E domenica scorsa osservavo dei bambini nelle braccia dei propri genitori e mi sono chiesto cosa provassero quei bambini e cosa provavano i genitori nel avere questi bambini nelle loro braccia. Chi di noi non ha mai ricevuto un abbraccio e chi non l'ha mai dato? Tutto ciò che questa pandemia ci ha insegnato, proprio perché il contagio avviene per contatto fisico e per una certa prossimità, è quello di evitare questi abbracci per ovvie ragioni, ridefinendo questa modalità di saluto o di manifestazione d'affetto in altre forme di espressione. Ma non potrà neanche farceli dimenticare. Quindi oggi siamo qui anche per dire ci saranno sicuramente momenti migliori per abbracciarsi. In un'attesa di una maggiore libertà che ci consenta di dare più abbracci, possiamo riflettere questa mattina intorno al gesto di andare verso l'altro e come l'altro sia il risultato di una idea geniale di Dio di farci costruire relazioni. Quello che sappiamo è che abbiamo bisogno di un contatto fisico e l'abbraccio è necessario per il nostro benessere individuale e sociale. Con un abbraccio compiamo un atto, quello di circondare un'altra persona con le nostre braccia. Con quell'atto arriviamo all'altro, con un segno di affetto, stringiamo anche l'altro come gesto di consolazione. Si può anche dire che con un abbraccio è un modo silenzioso di dire qualcosa. Non servono tante parole in un abbraccio. Il linguaggio del corpo che esprime parole non dette. In un abbraccio si può far cessare di piangere, guardando proprio le reazioni dei bambini. In un abbraccio si può iniziare a piangere insieme, perché si esce da un conflitto e si ripristina una relazione. Due fratelli gemelli
conosciuti nelle scritture come Giacobbe ed Esaù, avrebbero risolto vecchi attriti, conflitti, inganni di 21 anni di separazione, proprio con un abbraccio, e piansero insieme. Genesi 33, versetti da 1 a 4. Genesi 33, Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le 2 serve. Mise davanti le serve e i loro figli, poi Lea e i suoi 2 figli e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte, è il segno della completezza, finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Potete immaginare Giacobbe cosa stava pensando nel momento in cui avrebbe visto arrivare suo fratello con 400 uomini che gli andavano incontro. Sulla base di tutto quello che c'era stato tra loro, inganni, ingiustizie subite e favorite, mettendoci invece nei panni di Esaù, come se volessimo vedere la scena dai suoi occhi, quei 400 uomini servivano non per attaccare suo fratello, quanto per proteggere la sua eredità, perché se ricordiamo aveva perso la primogenitura per un piatto di minestra, quindi 2/3 di tutto quello che aveva spettavano al fratello Giacobbe. Era un incontro che prevedeva i rischi da tutte e 2 le parti. Guardate che un abbraccio costa, porta dei rischi. Rischi da entrambe le parti, ed è una storia interessante per le dinamiche relazionali dopo quell'incontro. Come si risolse quella riunificazione che passava nella richiesta di perdono e nella disciplina del perdono. Infatti Giacobbe si inchinò 7 volte con la faccia a terra. Si potrebbero dire tante cose sui comportamenti ossequiosi di Giacobbe, ma quello che sappiamo e quello che ci piace è la reazione di Esaù. Ed Esaù gli corse incontro. C'è un bisogno di riconciliazione. L'abbracciò. E guardate che non gli ha mandato un emoticon. Lo abbracciò. C'era una fisicità, dei corpi che si incontravano nuovamente. 9 mesi in un grembo. Gli si gettò al collo. Gettarsi al collo, tanta roba. Lo baciò e piansero. Esaù prende l'iniziativa correndo dal fratello. Ci sono gli echi del padre del figlio il prodigo, che l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Esaù ha anche l'urgenza, il bisogno di risolvere, e poi piansero. Ora Giacobbe è perdonato. Quella contesa che durava da molti anni, in altri contesti, si sarebbe consumata con la vendetta e con il sangue. Diversamente finì con un abbraccio che teneva conto sia della richiesta di perdono e sia del perdono accolto. Erano esclusi nella relazione l'uno dall'altro, divisi per 21 anni. Ora il perdono li riconcilia per riprendere un cammino insieme, in un'alleanza basata sulla riconciliazione e sancita da un abbraccio. L'abbraccio ci espone a dei rischi, perché dobbiamo essere onesti con noi stessi e con gli altri, prima di celebrarlo con delle mani che si legano al corpo dell'altro. Pertanto gli emoticon che lanciamo sui nostri WhatsApp, come quelle parole di saluto ti abbraccio, ci piace scriverlo, diamo un valore, diamo un significato a quell'abbraccio dell'emoticon o a quell'abbraccio della parola, perché l'abbraccio è qualcosa di molto importante.
Pertanto questa mattina il tentativo sarà quello di comprendere se vogliamo escluderci da quell'abbraccio oppure correre dei rischi nell'andare all'altro per risolvere, perché abbiamo un Dio che mostra il suo abbraccio, e di quello parleremo nel Salmo 139. Così già iniziamo a pensare a questo Salmo. Infatti, quello che sappiamo dalla Bibbia è che Cristo non si è sottratto a questo abbraccio, perché il suo abbraccio è andato verso un'umanità perduta a causa del proprio peccato. Proprio morendo sulla croce ha scelto di abbracciare, di amare, di accogliere ciò che non era amabile. Ha corso dei rischi nell'amare ciò che non era amabile. Infatti eravamo ostili, nemici, ma ha accolto l'altro, che eravamo noi, unendoci a Lui. Amen. È proprio quel tipo di abbraccio che oggi ci dà sicurezza. Se siamo qui, perché quell'abbraccio ha funzionato. Se no saremmo stati nelle nostre case, nella nostra domenica estiva, con l'ombrellone in macchina, con la palla per far giocare i nostri bambini, o forse con una gita in montagna. È proprio quell'abbraccio che oggi ci dà sicurezza, profonda sicurezza. Sappiamo chi siamo in Lui e questo ci dovrebbe spingere ad andare verso gli altri, anche chi non è amabile. E l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, che stiamo in qualche modo meditando in questo periodo, lo cito solo perché è brevissimo, ma è significativo. Accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Questo è lo scopo. Noi siamo stati accolti per la gloria di Dio, non perché eravamo simpatici. Quello che Dio ha fatto, correndo anche dei rischi. Parlo in termini umani, fallo anche tu. L'abbraccio è quel tentativo di includere qualcuno nella tua vita. L'abbraccio è trovare altro nell'altro. Io voglio trovare altro in Salvatore, che non ho io. Io voglio trovare altro in Gaetano, che non ho io. Questa è alterità. Io voglio trovare qualcosa in Paolo che io non ho. Anzi, facciamo Paoli, ce ne sono 2. È il tentativo positivo di entrare nella comunione dell'altro, senza pretendere che sia come noi lo desideriamo, come noi lo immaginiamo a nostra somiglianza e immagine. Gli altri non hanno quello scopo nelle nostre vite. Noi dobbiamo trovare anche il confronto, il rischio con l'altro. Perfino l'esigenza della verità e della giustizia possono venire dopo l'abbraccio. Esaù propone un cammino, c'è spazio anche per ulteriori chiarezze. Non tutto si è risolto in quell'abbraccio, però era l'inizio di un cammino. L'istituzione del matrimonio è il laboratorio dove si sperimenta l'altro e si va verso l'altro, esponendoci anche a dei rischi. Anzi, è proprio la prima cellula del nostro corpo, XX, e l'altro come si chiama? Che nome ha? XY. A dare il primo segnale indicatore che non possiamo comprendere noi stessi se cerchiamo di ignorare il modo in cui Dio ci ha creati, caratterizzati da questo abbraccio che ci spinge verso l'altro e correndo dei rischi verso l'altro. I rischi di andare verso l'altro, come anche i benefici di conoscere noi stessi, meglio noi stessi attraverso gli altri. Lo sapevate? Che noi scopriamo noi stessi attraverso gli altri? Gli altri ci pongono dei limiti e la mania di onnipotenza è sotto controllo. Cosa aveva in mente Dio quando ha scelto deliberatamente che ci fosse un abbraccio?
aveva in mente di offrire le sue sicurezze, come quando un bambino si stringe nelle braccia della mamma. Sa che lì è al sicuro, protetto. Anche la sua identità è definita in quell'abbraccio. Ora però parliamo di Dio, che dà sicurezza nel suo abbraccio, leggendo il Salmo 139, i primi 5 versetti. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo. E conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. Amen. Preghiamo. Signore, Dio Padre, Onnipotente, Creatore, Redentore, ti adoriamo questa mattina, ti benediciamo per averci creati e create a immagine e somiglianza tua, capaci nella grazia di costruire relazioni salde. Signore, insegnami e insegnaci ad andare all'altro e correre i rischi di andare verso l'altro, anche per conoscere me stesso, me stessa. Signore, grazie per questa identità che caratterizza ogni nostra singola vita. Signore, grazie per il dono dell'alterità, perché gli altri sono una ricchezza. E ancora grazie per il dono della riconciliazione, che ci fa sperimentare l'unità nella diversità. A te sia la gloria, nel nome di Gesù. Amen. Vale la pena lottare? È una domanda. E questo lo si può dire anche in una comunità di credenti, perché anche i credenti e soprattutto i credenti lottano. La gioia della salvezza a volte si oscura in una camera della propria esistenza. L'abbraccio di Dio che in questo salmo si evidenzia è tutto ciò che ci serve per rovesciare quella condizione dell'anima che ci rende stanchi e oppressi. Ora mettiamo insieme l'azione di Dio di abbracciare, perché Egli ci ama e ci abbraccia per quello che siamo. Ecco come ci vede. Rileggiamo i versetti 1 e 2. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Ecco in che modo ci abbraccia, versetto 5. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. È un abbraccio leale, che guarda anche il nostro peccato senza essere così cinico con noi. Piuttosto fornisce gli strumenti per uscire, liberarsi. Lui può e sa abbracciare perché conosce il costo che ha pagato per quell'abbraccio, nel dare suo figlio alla croce per chi crede. Mi colpiscono le reazioni di Esaù e di Giacobbe in occasione di quell'incontro e prendetela come una riflessione personale. Esaù ha perdonato in modo incondizionato e non vuole niente in cambio, anzi propone un cammino insieme con Giacobbe, che Giacobbe rifiuta chiaramente. Anzi, Giacobbe vuole anche pagare per una certa riconciliazione.
Insomma, è possibile vedere in Esaù una figura cristologica che ha saputo interpretare il comportamento di Gesù. Colossesi 2,14. Avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Giacobbe vuole remunerare ciò che Esaù ha rimosso. E mi sono chiesto cosa si proponeva Esaù con la richiesta di camminare insieme. Cosa ci dice il camminare insieme nella relazione? Leggiamo però questo passaggio significativo di Genesi 33. Poi Esaù disse: partiamo. Quindi immaginate dopo l'abbraccio, dopo il pianto, adesso c'è da fare qualcosa, no? Partiamo. E non è che erano in due a partire, c'erano 400 da una parte e non sappiamo quanto ne erano dall'altra. Partiamo, incamminiamoci. Io andrò davanti a te. Giacobbe rispose: il mio Signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore, delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura, anche per un giorno solo le bestie morirebbero. Camminare in compagnia fa bene e aiuta a risolvere i conflitti. Lo leggo dal Corriere della Sera, e non solo nella Bibbia. Danilo Diodoro scrive così: la tensione tra due persone, lui dirà così, è spesso sostenuta da una sorta di restringimento della visione e da una diminuzione delle capacità creative di risoluzione. Cioè, rimaniamo dove siamo, non ci si schioda da lì. Lo rileggo: la tensione tra due persone è spesso sostenuta da una sorta di restringimento, quindi non è così, ma è così, della visione e da una diminuzione della capacità creativa di risoluzione. Camminare aiuta ad uscire da questo sbarramento che nella circostanza era stato sancito da un abbraccio per Giacobbe ed Esaù. Camminare aiuta a risolvere i conflitti interpersonali e favorisce la riconciliazione. Ci sono dei meccanismi psicologici che si attivano con il cammino. Il cammino favorisce lo sviluppo dei propri pensieri. Insomma, il Salmo ci dice qualcosa non solo sull'abbraccio di Dio, ma anche del cammino con Dio. Versetti 3 e 4. Tu mi scruti. Quando? Quando è che mi scruta? Quando cammino e quando riposo. E conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Mi sembra di vedere questa sua prossimità nel cammino. Egli è in ascolto perché ci conosce in una maniera profonda, e se il camminare è anche terapeutico, che ha effetti positivi sulla risoluzione delle relazioni e dello stato d'animo, significa allora che Dio spende e investe il suo tempo in questo cammino, come ha fatto Gesù con un corpo trasfigurato, camminando con 2 discepoli sulla via, qual era? Quella di Emmaus. Quel cammino nella sua compagnia è stato veramente terapeutico per quei 2 discepoli. Non lo riconobbero, ma il loro cuore, le loro emozioni erano accese e gratificati in quella compagnia. Ma chi è questo qua? Non lo capivano. O lo hanno capito dopo? Gesù stava sanando le loro ferite nel parlare e nel camminare con loro. Allora prendiamo qualche aspetto da questo Salmo 139 che possono darci degli stimoli nel correre dei rischi nell'abbracciare gli altri. Versetto 13.
Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Nel suo abbraccio c'è l'aspetto dell'intimità. Siamo conosciuti, sei conosciuto, sei conosciuta e possiamo anche dire che siamo riconosciuti da Lui nella sfera pubblica e davanti a Lui. Lo specchio ci dice chi siamo. Ce lo dicono anche gli altri, ma quello che ci dice Dio è che ha iniziato ad interessarsi verso ciascuno di noi prima che lo avrebbero potuto fare tutti gli altri. Tutto ciò che di positivo sappiamo fare nelle relazioni è il risultato di una predisposizione che Dio ha posto dentro di noi per andare verso gli altri. Sei tu che hai formato le mie reni. Ecco il primo aspetto di questo abbraccio. Potremmo dire sono le prime sue parole intorno al nostro collo. Cosa è accaduto in un giardino che nominiamo spesso nelle nostre riflessioni? Il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Vi ricordate quel passaggio? Ma dove sei? Ma eri qua fino a 5 minuti fa. Eri con me. Dove sei? Adamo ed Eva si nascosero. Sfuggire a quell'abbraccio significava scegliere di non averne bisogno. Diversamente uscire allo scoperto nella relazione e rimanere nell'abbraccio. Esaù e Giacobbe corsero il rischio di superare quella tensione. Anche loro erano nascosti l'uno all'altro per giungere ad una risoluzione dei loro conflitti che durava da diversi decenni, almeno 21 anni. Due fratelli gemelli che rinunciano a quell'abbraccio per 21 anni. Dio ci dà la prima lezione, il primo principio, venendo Lui a noi molto tempo prima degli altri, nel suo abbraccio. Se ci sono dei peccati da confessare, ora hai Cristo che li ha pagati. Vai da Lui, andiamo da Lui e ritorniamo in quell'abbraccio. C'è un'urgenza ed Esaù lo ha capito. L'abbraccio è necessario, secondo aspetto, perché stiamo dando un valore all'altro e riconosciamo all'altro uno spazio che potrà riempire nella nostra vita. L'abbraccio è inclusione, valorizzazione della persona, richiesta di aiuto, riconoscere la specificità di quella persona, la sua unicità, diversità. L'abbraccio comunica inclusività perché si accoglie l'altro. L'abbraccio favorisce l'alterità, significa riconoscere la diversità e considerarla una risorsa. Ecco perché c'è la Chiesa, perché è una potenza su questa terra, non solo sei guidata dallo Spirito Santo, ma che vivi la comunione. E dobbiamo rientrare nelle nostre chiese. Noi abbiamo fatto un grande sforzo per dare questo messaggio che va ai confini del mondo, ma dobbiamo rientrare nelle nostre chiese. Abbiamo bisogno di confrontarci, perché la nostra identità si costruisce all'interno di questi spazi, anche all'interno di questi spazi. Abbiamo bisogno di alterità, della differenza, delle differenze, e abbiamo bisogno di sperimentare la riconciliazione insieme, perché questo ci dà forza. Versetto 14. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Vorrei farvi vedere l'immagine di un libro e poi è un libro significativo perché l'autore è croato, quindi nostro vicino di casa, possiamo dire così.
vi leggo fra poco la recensione. Nel 1991 ci fu una grande guerra qui, nella ex Jugoslavia. E Miroslav Volf, si interroga quali sono stati i motivi di questa guerra. E vi condivido qualche osservazione di questo libro che è in inglese, che ho iniziato a leggere e che è un libro straordinario, perché legge le guerre di tutti i tempi, anche quella che stiamo vivendo in casa, in Europa. Perciò per chi conosce l'inglese io lo devo tradurre, un pezzo alla volta. Ma chi ha la possibilità di leggere questo libro anche dall'inglese, lo legga, perché rinforza la nostra identità e l'alterità, tutto ciò che è diverso nella razza, nella lingua. È un punto di ricchezza e non un motivo di conflitto. La vita di fine Novecento, lui più che altro ce lo dice qualcuno che ha fatto la recensione su questo libro, ci presenta una realtà inquietante. L'alterità, il semplice fatto di essere in qualche modo diversi, è stata definita come un male in sé e per sé. Miroslav Volf sostiene che se la parola risanatrice del Vangelo deve essere ascoltata oggi, la teologia cristiana deve trovare modi di parlare che affrontino l'odio dell'altro. Riprendendo la metafora neotestamentaria della salvezza come riconciliazione, Wolf propone l'idea dell'abbraccio come risposta teologica al problema dell'esclusione. Vediamo sempre più spesso che l'esclusione è diventato il peccato principale, distorcendo la nostra percezione della realtà e facendoci reagire con paura e rabbia verso tutti coloro che non sono all'interno della nostra cerchia, che è sempre più stretta. Guardate che quello sta succedendo, La nostra cerchia si è stretta. Ce ne siamo accorti anche sulla polarizzazione delle idee sul Covid-19. Le idee che sono venute fuori ci hanno messo l'uno contro l'altro. Nei posti di lavoro io l'ho sperimentato, ma credo anche altri. Alla luce di ciò, i cristiani devono imparare che la salvezza avviene non solo quando ci si riconcilia con Dio e non solo quando impariamo a vivere gli uni con gli altri. Qui arriva la differenza, ma quando facciamo il passo pericoloso e costoso di aprirci all'altro, di avvolgerlo nello stesso abbraccio con cui siamo stati avvolti da Dio. E questa è la sfida. Potrebbe non essere troppo affermare che il futuro del nostro mondo dipenderà da come affronteremo l'identità e la differenza. La questione è urgente, i ghetti e i campi di battaglia di tutto il mondo che si discutono nei salotti, piuttosto si esercita nei centri urbani o sulle catene montuose, testimoniano indiscutibilmente la sua importanza. Croato di nascita, Wolf prende come punto di partenza per la sua analisi la recente guerra civile e la pulizia etnica dell'ex Jugoslavia, ma trova prontamente altri esempi di conflitto culturale, etnico e razziale per illustrare i suoi punti. E dall'11 settembre non si può fare più a meno di inserire nuovi attori mondiali nelle sue incisive descrizioni delle dinamiche del conflitto interetnico e internazionale, non ultimo il conflitto che abbiamo in Europa. Alla luce di ciò i cristiani devono imparare che la salvezza avviene non solo quando ci si riconcilia con Dio e non solo quando impariamo a vivere gli uni con gli altri, ma quando facciamo il passo pericoloso, sto rileggendo quella frase precedente, e costoso di aprirci all'altro, di avvolgerlo nello stesso abbraccio con cui siamo stati avvolti da Dio. Io ti celebrerò
perché sono stato fatto in modo stupendo. Versetto 14. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Dentro questo versetto ci sono 3 principi importanti. Identità. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Alterità. Meravigliose sono le tue opere. Che bello avere un valore tra le opere di Dio. E l'anima mia lo sa. C'è la consapevolezza della bellezza che Dio ha fatto delle nostre vite. Caro amico e cara amica, da chi troverai un confronto così vero che eleva la tua vita alle meraviglie che Dio ha già create? Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo, essere distinti, diversi. Stiamo esprimendo il concetto di alterità. Anche la Trinità è alterità. Stesso valore, ruoli e competenze diverse. Tutti e 3 cooperano, pensate, alla nostra salvezza. Non solo alla creazione, ma anche alla nostra redenzione. Amen. Il padre che manda il figlio che ha il ruolo, l'abbandono dal padre, ed è la cosa più difficile, l'abbandono, e poi la dimora dello Spirito, il Tempio. Versetto 16. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Un terzo insegnamento proviene dal versetto appena letto. L'abbraccio di Dio ha l'ambizione di un'azione di controllo e coordinamento. Quando noi andiamo verso gli altri, mostrando il nostro abbraccio, significa anche entrare in uno spazio nel quale quella persona non è più da sola, ma nella compagnia di chi è all'interno di quei spazi. L'abbraccio di Dio tiene conto di un piano, di una strategia per farci condurre una vita caratterizzata dalla sua partecipazione alla nostra. Dio esercita un'azione di controllo. I nostri giorni sono tutti contati e in quei giorni dovrai fare tutto quello che ti è stato detto di fare, concesso di fare, autorizzato a fare. Questa è la nostra responsabilità. Un'azione di controllo rassicura in un tempo come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da instabilità, da paure, l'inverno alle porte, il gas, le energie alle stelle, l'inflazione, l'aumento dei prezzi, la paura che il grano non arrivi anche ai più deboli. Noi dobbiamo pregare per il grano, fratelli, sorelle. Dobbiamo pregare che le navi partano e arrivino in Africa, che arrivino dove devono arrivare, perché gran parte di questa umanità è povera. Hanno bisogno di quel grano. Se Dio conosce i nostri giorni, non sarà distratto da ciò che accadrà intorno a noi. E se i giorni destinati a questa umanità non sono terminati, perché sono tutti contati da Dio, anche quelli, allora provvederà affinché quel grano possa arrivare a destinazione. A noi però la responsabilità di pregare per la sua provvidenza, per noi e per gli altri. Geremia 29,7 ci ricorda qualcosa di significativo. Cercate il bene della città, l'abbiamo detto spesso, dove vi ho fatti deportare, e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipenderà anche il vostro bene.
cercate il bene della città, vedete? Dove io vi ho fatti deportare, cioè sta dicendo l'autore, tenete gli occhi aperti. Ma sentitevelo un telegiornale, non tanti, ma uno sentitevelo. Ascoltate la sofferenza degli altri. Cercate di vedere cosa succede nelle vostre città. E pregate il Signore per essa. Quindi la nostra visione della città è una visione costruttiva. Poiché dal bene di questa città dipende anche il vostro bene. Noi cristiani a volte viviamo sconnessi, come se la salvezza, la spiritualità sia qualcosa che si separi da tutto il resto. A me sembra il contrario. Sembra che la nostra visione deve essere una visione che include, che partecipa. Esaù e Giacobbe riscoprono in quell'abbraccio che non sono soli, ed Esaù propone un cammino, un percorso che non è stato accolto. E la Bibbia ci lascia vedere la realtà dei fatti. La Bibbia non è un libro di fantasia, è un libro che descrive la nostra umanità, così com'è, nuda e cruda. Non nasconde gli aspetti delle relazioni e non nasconde nulla, lascia tutto al chiaro, o almeno quello che serve a noi. Versetto 7, c'è una domanda che in qualche modo è una domanda che porta ad una risoluzione o comunque ad una consapevolezza. Versetto 7, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Diciamoci la verità, le conseguenze del peccato hanno prodotto l'isolamento della prima coppia da Dio. L'intruso che ha prodotto la morte si è giocato la carta, possiamo dire così, dell'isolamento, riuscendo nel suo intento. Li ha separati nella relazione, li ha posti in conflitto nella relazione, è subentrata l'oppressione e lo sfruttamento, si nascosero da Dio ed ebbero paura. Se gli amici si impegnano a garantire il proprio abbraccio, i nemici tendono a metterci in una condizione di isolamento. L'idea è che se si crea la consapevolezza e l'attitudine alla solitudine, allora siamo più vulnerabili. Chi sceglie deliberatamente di non partecipare alla vita ecclesiale è nel cammino dell'isolamento. E in quella circostanza è più vulnerabile. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Ecco l'abbraccio di Dio rassicurante, anche quando Davide veniva inseguito da un folle re di nome Saul. Proprio colui che avrebbe dovuto garantirgli il suo abbraccio, Davide sarebbe stato costretto a rifugiarsi in una grotta. Non siamo mai soli, è un rovesciamento della tendenza a sentirci soli e a scegliere di rimanere soli. E questo Covid ce l'ha insegnato in modo indiretto. Guardate che ci stiamo abituando a stare da soli e non va bene. E non va bene. Dobbiamo recuperare quella voglia di ritrovarci, ma non solo qui, ma anche in altri posti. E invece abbiamo scelto, in modo forse anche inconsapevole, che stiamo bene da soli. L'abbraccio riformula la nostra convinzione ad isolarci o restringere la cerchia delle nostre relazioni, diventando più selettivi e meno inclusivi, convinzioni e scelte nocive già segnalate da Miroslav Volf, osservando ciò che ha determinato la guerra nella ex Jugoslavia. Come possiamo concludere?
cercando di offrire un pensiero diverso, nuovo per certi versi, ma anche conosciuto in un giardino nel quale Dio camminava sul far della sera per offrire il suo abbraccio alla prima coppia e offrendo un modello che avrebbero dovuto anche riproporre nelle loro relazioni. Cristo ci ha mostrato alla croce che è possibile abbracciare quando ci ha visti soli e perduti. Per questo motivo possiamo seguire il suo esempio, cercando e rischiando qualche abbraccio in più. Significa andare verso l'altro, correre il rischio di andare verso l'altro, come hanno rischiato Giacobbe ed Esaù. Quello che è venuto fuori dopo 21 anni di separazione è che quell'abbraccio, e in quell'abbraccio piansero. Cosa rimane in comune tra due popoli in conflitto? Adesso abbiamo una guerra aperta. Rimangono due elementi. Possibile che in un conflitto rimangano due elementi in comune? L'odio comune rimane e i morti in comune. Ognuno perderà le sue persone care. Quindi c'è una comunione nel disastro che l'odio rimane e i morti pure, perché ognuno perderà la sua quota. Pertanto il tentativo dell'abbraccio è il tentativo di dare spazio a tutti, senza perdere la propria identità. E questo modello, in qualche modo, ci perviene dalla parola di Dio, dal Vangelo, che dà speranza a questa umanità. Dio vi benedica. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai e con l'olio tuo mi ungerai, io traboccherò e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai e con l'olio tuo mi ungerai ed io traboccherò